fino agli anni 90 avevamo una stalla con vacche da latte, c'era il problema delle quote latte, noi in quel momento potevamo produrre molto meno rispetto alle quote che avevamo e quindi abbiamo deciso di lasciare la stalla per altre attività. Già avevamo iniziato a coltivare frutta, precisamente kiwi. La nostra azienda è in mezzo alla campagna e sembrava anche un luogo adatto per fare agriturismo. Volevamo trovare un'alternativa insomma, ai soliti piatti, alle solite proposte che facevano gli altri agriturismi e quindi abbiamo scelto l'oca. Prima abbiamo fatto appunto l'allevamento, però con l'obiettivo anche di lavorare noi le carni. Abbiamo fatto il macello con le stanze di lavorazione. In zona appunto siamo a Rauscedo, principalmente c'è la coltura delle barbatelle, oltre che della vigna e tutte altre attività, però la tradizione dell'oca c'era. All'inizio del Novecento fino a tutta la metà del Novecento, insomma, molte famiglie avevano l'oca. Ci è piaciuta anche questa idea di riportare un po' l'oca dove si era un po' persa questa tradizione. L'oca è il maiale dei poveri, si utilizza tutto, addirittura anche il grasso dell'oca veniva utilizzato una volta per conservare la carne. Lo utilizziamo quasi tutta, a parte le piume. E il pascolo qua noi abbiamo circa 7.000 metri che è dedicato a loro, non sono sempre presenti sullo stesso pezzamento ma li ruotiamo. Nel pascolo dove erano presenti 3 anni fa, adesso coltiviamo l'orto perché l'oca mangia parecchio, quindi divora proprio l'erba, anche le deiezioni rovinano la stessa pianta, l'erba, quindi la brucia, allora dobbiamo per forza spostarli da un luogo all'altro. Prima in questo pascolo c'era una coltivazione, avevamo il nasci, una pera orientale, sopra ci sono le reti antigrandine, grandini che possono arrivare, potrebbero essere pericolose per l'animale, quindi fanno da protezione. Abbiamo adibito alcuni spazi a bosco, abbiamo sia un appezzamento con una cinquantina di varietà e poi abbiamo un altro piccolo appezzamento di piante da frutto selvatiche, come ad esempio il cotogno, l'azzeruolo, nespoli selvatici, pere e mele selvatiche. Vigneto è un po' seminativo, però rispetto a quando avevamo la stalla è molto meno, si è stata ridotta di parecchio. Abbiamo un percorso di un po' di animali della fattoria che proponiamo alle scolaresche dall'asilo alla prima e seconda elementare. Lavoriamo anche con le case di riposo e lì c'è ancora più di soddisfazione perché ci sono gli anziani che comunque ce li avevano gli animali e sono pianti ogni volta che tengono un animale, un pulcino in mano. Oltre alla fattoria didattica facciamo anche fattoria sociale da un bel po' di anni, ospitalità diurna ma anche residenziale, lavorando con ragazzi in difficoltà, che può essere sia disabilità fisica o mentale. Facciamo anche settimane vacanze, abbiamo fatto per ragazzi autistici. I tempi e i ritmi sono più lenti, più adatti ai loro problemi. Ci affidano ragazzi per poi inserirli nelle varie attività che magari noi diciamo è più portato a fare un tipo di lavoro che un altro, o con più persone o magari lavorare da solo. Noi abbiamo dato in affitto un pezzo di terreno a 2 ragazzi che lavorano come società sportiva nel campo del cavallo, fanno sia doma, trekking, equitazione e passeggiate a cavallo. Collaboriamo come fattoria didattica sociale con loro perché mi fanno da operatore ai ragazzi che ospitiamo noi. Abbiamo fatto parecchi cambiamenti in questi anni, però qualcosa pensiamo anche al futuro. Stiamo pensando di coltivare, di fare alcune coltivazioni adatte per l'agriturismo. Tra queste coltivazioni nuove, varietà antiche di frumento. Noi siamo conosciuti qui in paese come la famiglia di Tina, perché Tina è il diminutivo di Faustina, che era la mia bisnonna. Siamo così come siamo perché grazie a lei insomma, facciamo anche attività sociale, anche lei faceva attività sociale, si può dire, in quel momento lì.
dava ospitalità sia a viandanti che poi anche a chi aveva bisogno nei momenti della guerra, partigiani, da quello che so, ma anche soldati tedeschi. Un ex soldato tedesco che era stato ospite di mia nonna è ritornato dopo qualche anno a ringraziare. Sì.